Bene, allora proseguiamo col il secondo contributo, Washington, Pechino. No, Xi Jinping a Mosca. Xi Jinping a Mosca, sì, sì. Io ce l'ho, però il numero 2 è questo. E dopo c'è il numero 3, adesso arriva. A Mosca, matrimonio di convenienza? Xi Jinping ha fatto la prima mossa. Il presidente cinese, uno degli uomini più potenti del globo, è stato questa settimana in visita ufficiale a Mosca per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina. Una visita significativa per dimostrare che le relazioni tra i due paesi sono sempre più solide e che smentiscono quell'isolamento di Putin sostenuto dall'Occidente. Un incontro per ribadire i buoni rapporti tra i due paesi e anche per analizzare insieme il piano di pace per la crisi in Ucraina presentato da Pechino nei giorni scorsi, ma apparentemente respinto da Kiev e Washington. Xi Jinping si è presentato quindi in veste di mediatore, ma al tempo stesso ha colto l'occasione per chiudere accordi importanti sul fronte energetico ed economico. Nuovi collegamenti stradali e ferroviari, con la Russia pronta a soddisfare la crescente domanda di energia di Pechino, grazie anche a un nuovo gasdotto che trasporterà il gas dalla Siberia alla Cina. I volumi di scambi tra i due paesi hanno raggiunto cifre record lo scorso anno e nei prossimi mesi si supererà la cifra record di 200 miliardi di dollari. Cina e Russia stanno costruendo un mondo multipolare, ha detto il presidente cinese. Pechino sta allargando dunque lo sguardo ai partner nei paesi in via di sviluppo, annunciando peraltro di voler ampliare il gruppo dei paesi BRICS, oggi Russia, Cina, India, Brasile e Sudafrica, paesi che hanno visto crescere la propria economia con una velocità media annua ben superiore rispetto al sistema economico occidentale rappresentato principalmente da Europa e Stati Uniti. Paesi che rappresentano più del 41% della popolazione globale, il 24% del PIL mondiale e circa il 16% del commercio internazionale. Proprio da Mosca il leader cinese ha invitato a maggio a Pechino i capi delle ex repubbliche sovietiche centroasiatiche per il primo vertice Cina-Asia centrale. Incurante del mandato di arresto internazionale che pende sul capo dell'inquilino del Cremlino, Xi Jinping ha invitato Putin a Pechino per partecipare al terzo forum sulla Via della Seta che vuole organizzare entro l'anno. Il sodalizio tra i due leader, che Washington ha definito un matrimonio di convenienza, si basa su una priorità comune di politica estera: contrastare quell'ordine mondiale a guida americana che nega loro il dovuto rispetto come grandi potenze globali, frenandone la crescita e l'espansione. Un risentimento radicato in Russia probabilmente dai tempi del crollo dell'Unione Sovietica, ma anche a Pechino, dove il colonialismo occidentale ha demolito il sistema cinese e l'antica Via della Seta con le guerre dell'oppio e i conflitti mondiali. Oggi il capitalismo incarnato da Pechino si sta rivelando attraente per altri paesi del mondo e si confronta con quel consumismo sfrenato e inquinante di un Occidente in difficoltà che non rappresenta più quindi un punto di riferimento. Guardando verso Oriente invece si trova un paese che fino a un secolo fa rischiava di essere cancellato dalle cartine geografiche, un paese minato dall'oppio e diviso dalle varie potenze imperialiste e che ora è ai vertici di ogni classifica tecnologica, sociale ed economica. Una crescita che gli Stati Uniti cercano di arginare con sanzioni e manovre nell'area dell'Indo-Pacifico, ma che hanno avuto l'effetto di inasprire i rapporti. Se fino a qualche anno fa Pechino sminuiva i tentativi di far nascere una NATO asiatica, ora sa che il suo contenimento è diventata una priorità strategica per Washington. Ma Pechino non vuole la guerra e al momento è l'unica a parlare di pace, anche per l'Ucraina. Ora si attende l'annunciata telefonata di Xi Jinping con il presidente ucraino Zelensky, un colloquio che potrebbe diventare una semplice presa d'atto che non c'è la volontà per un cessate il fuoco, ma sicuramente Pechino potrebbe avere qualche cosa da offrire in cambio di un paese che, quando uscirà dal conflitto, si troverà con un debito enorme, devastato e pronto a essere svenduto ai grandi colossi internazionali che già volteggiano come avvoltoi sopra una vittima che sembra predestinata. Purtroppo è così. E allora partiamo da
Marrella. Sì, io diciamo non lo chiamerei un matrimonio di convenienza, perché l'unica cosa che accomuna questi due leader è un certo astio contro gli Stati Uniti, ma finisce qui però la base comune, perché dopodiché abbiamo due paesi completamente diversi, abbiamo appunto la Russia che evidentemente sì, ormai è diventata dipendente dalla Cina, cosa che peraltro a un sovietico come Putin dovrebbe fare rabbrividire, perché insomma un tempo all'Università di Mosca andavano a studiare a Mosca i cinesi, adesso tra poco saranno loro che devono studiare a Pechino. Certo. La Cina peraltro, o meglio la Russia ha bisogno di vendere i propri prodotti in Cina, perché l'Occidente ha emanato queste sanzioni, però se uno guarda la struttura economica della Cina, la Russia non è certamente il primo cliente della Cina. C'è un rapporto, se non ricordo male, di 1 a 8, cioè l'Occidente vale tipo 7 volte gli scambi con la Russia, quindi si guardano bene i cinesi da far imbestialire gli occidentali, e appunto ecco la paura delle famose sanzioni secondarie che potrebbero colpire. Quindi appunto cosa accomuna questi due leader? È molto molto difficile. Poi c'è la questione BRICS, giustamente, che è stata evidenziata. L'India è un altro giocatore completamente diverso, perché l'India ha pessimi rapporti con la Cina, abbastanza buoni con la Russia, però l'India è molto più vicina, diciamo, all'Occidente che agli altri due. Quindi è un gioco molto molto particolare. Concludo dicendo però che questa condanna della Corte Penale Internazionale, d'accordo, possiamo ricamare sul fatto che l'esecutività di un mandato d'arresto internazionale non sia così immediata, così potente come potrebbe essere un mandato di cattura interno. Però attenzione, il significato politico è enorme, perché intanto vuol dire che fare affari con un criminale internazionale, insomma, non è che ci sono tanti paesi che hanno piacere, diciamo, di farlo, nonostante l'astio contro l'Occidente. In secondo luogo poi questa condanna, secondo me, ha un impatto politico interno notevole, perché gli stessi russi, insomma, loro possono sempre politicizzare qualunque condanna internazionale, qualunque questione internazionale, però anche qui non si può portare tutto all'eccesso, come dicono a Napoli, a cani shunefesso, insomma anche un russo capisce bene che insomma una condanna alla Corte Penale Internazionale non è una cosa che danno alla leggera, ed è una cosa gravissima. Condanna che peraltro, sottolineo, non è tanto legata ai crimini di guerra, e sui crimini di guerra ce ne saranno anche degli ucraini, indubbiamente, ma è data dai crimini contro l'umanità, che sono legati alla famosa deportazione dei bambini, sì. Ed è un punto su cui penso che qualunque paese al mondo, di qualunque cultura e civiltà, rabbrividisca per quello che è stato fatto con la deportazione di quei bambini. Quindi insomma, ripeto, quante cose sono in fondo che accomunano, che avvicinano questi due leader? Non è facile il conto, secondo me sono abbastanza poche, e per di più nel breve termine. Nel breve medio questa alleanza è tutt'altro che solida. Certamente. E quindi Andrea Rossi, come vede questo matrimonio dimezzato? Ma sono obiettivi diversi, nel senso che l'obiettivo di Putin è un obiettivo di mero mantenimento del potere. L'obiettivo cinese è un concetto di fondo, che l'ordine è meglio del disordine. Una società ordinata è meglio di una società disordinata. Una società in guerra è peggio di una società che è in pace. Io non mi stupirei da questo punto di vista che alla fine certamente è un matrimonio di interesse e di convenienza, ma diventa per la Russia rispetto alla Cina un matrimonio obbligato. Gli stati che sono al confine fra questi due mondi saranno senz'altro stati che per cultura, per tradizione, io non sono così convinto che nazioni che poi in fondo hanno anche molte risorse naturali, Kirghizistan, Uzbekistan, e chi ce lo dice che questi paesi nel lungo periodo non rientrino anch'essi nell'orbita cinese? Perché
la differenza che noi abbiamo, russi compresi, da questa parte dell'Europa, è che noi ragioniamo alla mossa successiva, che è la riapertura dei mercati domani mattina. L'orizzonte cinese è come sarà l'ordine mondiale fra 50 anni, perché non solo crescono rapidamente, ma progettano in lungo. Noi siamo una società, e ripeto, Russia compresa, perché bene o male i gangli di questo mondo si spezzano faticosamente, siamo una società che guarda cosa dire a borse chiuse per poi cosa dire la mattina dopo con le borse aperte. E questo è il nostro problema. Non abbiamo una progettualità di lungo periodo su nessuna parte del mondo, Africa compresa. Mi viene da dire, ma il mio augurio personale è che davvero esista un piano Mattei per l'Africa, perché a parte il fatto che si riscopre improvvisamente che noi abbiamo dato un aiuto fondamentale in anni nemmeno troppo remoti a una parte consistente del nord e del centro Africa, quindi probabilmente ci sarebbe anche una strada diversa da quella cinese, se solo ci fosse un'intelligenza europea da questo punto di vista, cosa che non c'è, perché basta sentire che cosa pensano nell'Africa francofona dei francesi, non si fa troppa fatica a sapere e quanto volentieri loro sono in quell'orbita. Queste sono occasioni perdute, ma sono occasioni perdute del mondo occidentale perché non sappiamo cosa c'è domani mattina, quando ci sono popoli che ragionano su cosa ci sarà in futuro, anche, e chiudo, nonostante ci sia un tema enorme di quali sono i costi mondiali di questo sviluppo, perché noi in Europa possiamo anche ragionare di passare tutti all'elettrico nei prossimi 5 o 6 anni, quando 5 quinti su 6 dell'inquinamento dell'atmosfera lo producono esclusivamente i cinesi, che però si sono adattati, che gli va bene così, ma si gira con le mascherine, ma non con le mascherine per il Covid, con le mascherine perché non si respira. Certo. Certamente, ma Tutto diciamo che ci troviamo in una situazione molto un po' unica nella storia. C'è questa interdipendenza tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti hanno titoli di Stato americani, sono i più grandi possessori di titoli di Stato americani, se li buttano sul mercato e fanno un disastro negli Stati Uniti. Nello stesso tempo gli Stati Uniti sono i più grossi acquirenti dei prodotti cinesi e quindi è un reciproco equilibrio che probabilmente, cercando di aprire nuovi mercati con la Russia, cercando di aprire nuovi mercati, alleggerisce la posizione cinese ma mantiene pesante la situazione nei confronti degli Stati Uniti. Professor Marella. Sono assolutamente d'accordo, infatti mi chiedeva appunto come qualificare questo rapporto, se un rapporto appunto di matrimonio tra il russo e il cinese o semplicemente un rapporto così di fidanzamento da un paio di sere e basta. Perché è proprio così, c'è un'interdipendenza totale tra economia cinese, economia statunitense, ma anche con l'economia europea. Certo. Come dicevo, sono un rapporto da 1 a 7 a spanne, per cui i cinesi non possono sicuramente, e lo sanno bene perché i cinesi sono dei grandi mercanti, non dimentichiamocelo, 50 anni di comunismo non hanno cambiato il DNA dei cinesi, che sono dei bravissimi commercianti, imprenditori, come vediamo anche in Italia. La via della seta lo insegna da millenni. La via della seta, tra l'altro, era all'epoca dei Romani, c'era già la via della seta, sì. Divisioni romane sono arrivate fino in Cina. Assolutamente, e ci sono anche delle regioni cinesi dove i caratteri somatici sembrano proprio anche europei. Però ecco, vorrei anche dire questo, che questa fusione ma neanche temporanea, come dire, sembra una fusione tra Cina e Russia, la si vede tra due grandi organizzazioni internazionali, o meglio, si vede tra due operazioni economiche che hanno fatto. La Russia ha creato l'Unione Economica Eurasiatica, dove non c'è la Cina, attenzione,
si è creata, come dire, un'area di libero scambio che riguarda tutti i paesi dell'area ex sovietica, e peraltro è grazie a quest'area di libero scambio che peraltro aggira le sanzioni facilmente, come sanno quelli che fanno poi diritto doganale, perché poi non si capisce come mai non sia crollata ancora la Russia dopo 10 pacchetti di sanzioni. Ma chiaramente mentre sono le banche americane che saltano. Ma soprattutto poi nessuno ha mai vietato le esportazioni verso l'Armenia, verso altri paesi che sono appunto nell'economia, nell'Unione Economica Eurasiatica. Ma non c'è la Cina. La Cina si è fatta la via della seta, che in realtà preoccupa moltissimo la Russia. Ecco perché si è fatta l'Unione Economica Eurasiatica una, e l'altra si è fatta la via della seta, che ha, come dire, il volé terrestre, il volé, come dire, la parte marittima, e poi questo capitolo africano che non si capisce bene come si connetta la via della seta. Però, come si vede, secondo me il vero salto, se veramente si andrà a nozze, lo vedremo se vorranno in qualche modo mettere assieme i gioielli della corona, che sono questi, l'Unione Economica Eurasiatica e la via della seta. Non vedo ancora questo tipo di cooperazione, quindi farsi il piccolo gasdotto che va da una parte all'altra sono ancora, come dire, bruscolini, non siamo ancora alla ciccia, per dirla alla romagnola in onore del dottor Rossi. Certo. Andrea Rossi, quali possono essere, cosa possiamo pensare al futuro di un collegamento Russia-Cina, anche se sicuramente i cinesi non vorranno gli alleati? Ricordiamo il viaggio di Khrushchev in Cina, no? Quando Mao Zedong ha detto: dateci la possibilità di difenderci con la bomba atomica, e no, ci pensiamo noi, voi continuate a fare i contadini, no? E però i cinesi nel frattempo si sono affrancati, quindi diciamo adesso questa unione obbligata, perché diciamo che è forzata, perché Putin ha necessità della Cina, e la Cina forse non ha tanto necessità, ma i cinesi non scartano mai le possibilità. Prego. Ermanno, io credo che i cinesi e Xi Jinping guardano già al dopo Putin. Questa è la verità. La società e la struttura cinese costruita attorno al Partito Comunista Cinese è una società in cui anche il leader, anche se si fa, diciamo, promuovere per il terzo mandato consecutivo, è una società che esiste indipendentemente dalla leadership, che è una leadership bene o male diffusa, che è quella del partito. Putin è l'inizio e la fine, perché inevitabilmente c'è una fine, e loro credo che stiano già guardando, come anche si vedeva nel servizio, che non sarà il post-guerra in Ucraina, sarà il post-Putin. Loro guardano già a che cosa ci sarà dopo, sì. Perché proprio per rispettare un concetto che è il concetto di equilibrio, di ordine contro il disordine, Putin è transitorio, Putin è quello che è adesso, la Cina è quello che sarà, ed è questa secondo me la motivazione, perché anche per questo è più semplice per la Cina relazionarsi col mondo occidentale, perché il mondo occidentale ha, bene o male in democrazia, questo tipo di struttura, una struttura nella quale esiste un sistema di stati o un singolo stato come gli Stati Uniti, in cui bene o male c'è un equilibrio. Oggi c'è Biden, domani ci sarà qualcun altro. Putin è l'estremizzazione di un sistema politico che finirà per forza di cose con lui. Certo. E tutti guardano a quello, non alla fine della guerra in Ucraina. La fine della guerra in Ucraina, rispetto agli orizzonti cinesi, almeno secondo me, è domani mattina. Loro guardano a cosa ci sarà in Russia fra 10 anni. Certamente. Questo è quello che a noi manca. Certamente i cinesi guardano sempre molti anni avanti e cercano di capire ed eventualmente posizionarsi, e hanno la pazienza di aspettare. Noi invece siamo più veloci, facciamo le guerre così le prendiamo sulla schiena. Pietro Cecchinato? Io forse non sono così d'accordo con il dottor Rossi, nel senso che
Putin comunque è in carica da oltre 20 anni, ha modificato anche lui la Costituzione come ha fatto Xi Jinping per garantirsi questa maggiore durata della carica. Io credo che da questo punto di vista come autocrazie si comprendano e si capiscano, cioè credo che Xi Jinping possa confidare invece sul fatto che Putin possa rimanere ancora in carica, e credo che la Cina ne abbia assolutamente bisogno, cioè credo che allora Putin da un certo punto di vista è rimasto senza amici a livello internazionale e l'ultima risoluzione all'ONU ha dimostrato che qualcuno che all'inizio dell'invasione lo appoggiava si è perso per strada, per cui Putin va via via isolandosi a livello internazionale e quindi ha assolutamente bisogno di nuovi amici. Xi Jinping dalla sua ha due risultati da giocarsi secondo me con la Russia. Il primo, evitare che Putin cada, perché la caduta di Putin oggi potrebbe anche dare vita a una piccola rivoluzione interna, potrebbe dare vita anche paradossalmente a un governo filo-occidentale in Russia, che è un risultato che la Cina non può assolutamente mettere in conto. Dall'altra parte la Cina si sfrega le mani e, come abbiamo detto in questa trasmissione, ha fiutato un'occasione dal punto di vista economico come non ne capitano, no? Perché la Russia ha un bisogno disperato in questo momento di interscambio commerciale. Quindi la Cina lì ha un nuovo mercato che si apre a condizioni di favore, perché la Russia e Putin saranno costretti a cedere su molte condizioni che verranno imposte. Per cui io credo invece che la Cina si stia giocando molto opportunisticamente due risultati utili, quindi il mantenimento in carica di Putin per evitare che domani si insedi un governo filo-occidentale, e da questo punto di vista più Putin rimane in carica meglio è, perché ecco, io credo anche che la Cina abbia interesse a che la guerra duri. Putin e la Cina hanno interesse a che la guerra duri. Perché? Perché è più facile, come dire, farlo digerire a un'opinione pubblica interna quando sei una autocrazia o una dittatura. Perché? Perché semplicemente se qualcuno scende in piazza e dissente lo metto in carcere, mentre alla lunga la tenuta dell'opinione pubblica in una democrazia è molto più difficile. Per cui io credo che sia la Cina che la Russia stiano anche mettendo in conto questo, e cioè che la lunga durata della guerra alla fine rischierà di rompere l'opinione pubblica democratica dell'Occidente, potendo magari paradossalmente portare all'accoglimento di istanze che oggi dal mio punto di vista sono inaccoglibili, ma che invece potrebbero essere un domani accoglibili. Vedi ad esempio un trattato di pace che consolidi i territori occupati illegalmente. Certo. Quindi da un certo punto di vista io credo che siano loro i veri soggetti oggi che abbiano un reale interesse a proseguire la guerra, e la Cina la Cina è l'attore che non ha assolutamente nulla da perdere, ha solo da guadagnare a mio parere. Comunque avrà sempre da guadagnare in questo momento la Cina, e c'è da imparare, perché non infilandosi dentro un conflitto, non prendendo posizione, forse è quella che ci guadagna di più. Bene, grazie del vostro contributo, io spero che i nostri telespettatori abbiano acquisito informazioni un po' più approfondite, posizioni e visione della Cina un po' più integrate, e che si rendano conto di quello che sta succedendo. Questo è il nostro sforzo in queste trasmissioni. Certo. Grazie del vostro contributo, certo. E proseguiamo. Certo. Beh, vale la pena anche sottolineare il fatto che è stato Xi Jinping andare a Mosca, e chiaramente poi anche queste riunioni, questi inviti a partecipare a queste grandi convention con i vari rappresentanti dei paesi del centro asiatico, e poi ancora invitando anche Putin, la Cina dimostra di voler continuare in un rapporto, di mantenere aperti questi rapporti anche a scopo principalmente commerciale, chiaramente, e non solo di influenza. Grazie al professor Fabrizio Marrella per essere stato con noi, grazie al dottor Andrea Rossi in collegamento, e grazie anche all'avvocato Piero Cecchinato. Grazie per averci aiutato un po' a vedere questa situazione, dove sicuramente la Cina
probabilmente potrà avere un ruolo importante, forse anche per il raggiungimento di un cessate il fuoco, ma staremo a vedere e attendiamo la possibile telefonata con Zelensky. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare, abbiamo accennato prima con il dottor Rossi, per parlare della mobilità elettrica, mobilità con i combustibili fossili, oppure con i combustibili sintetici, oppure con i biocarburanti. Ne parliamo tra poco.